Siamo con Alberto Marchiori, presidente di Confcommercio Imprese per l'Italia Pordenone. Con lui in questo periodo così di fine anno tracciamo un po' un bilancio. Partendo da un dato, si chiude un anno negativo per il commercio. Quali a suo giudizio le cause di questa grave situazione che di fatto ha costretto molte attività alla chiusura? Ma le cause, è presto detto, questa situazione estremamente nera e negativa è frutto di una crisi mondiale con ricadute negative su tutta la filiera economica del paese stesso e conseguentemente sui posti di lavoro. La conseguenza è stata un aggravarsi delle chiusure di un comparto che è in prima linea e quindi risente particolarmente della crisi del manifatturiero che per fortuna regge ancora in parte grazie a quelle imprese che sanno e sono in grado di esportare, ma che anche quando sono particolarmente sane, anche quando hanno particolari ordini in portafoglio, sono in difficoltà a causa di una pesantezza burocratico-fiscale che non ha paragoni in tutta Europa e li ha in altri paesi, a cominciare dall'Africa. Guardiamo un po' avanti. A questo punto, così ormai in avvio di 2014, quali le prospettive per l'anno appunto che va ad aprirsi? Cioè, e come il Confcommercio intende muoversi per arginare questa difficile fase economica? Ma Confcommercio deve muoversi puntando molto sulla formazione dei propri associati, su politiche ad ampio raggio, non mirate esclusivamente al settore di rappresentanza, ma con una visione globale del territorio e dell'economia. Questa è l'unica chiave vincente, ammesso che si possa usare questo termine, per se non uscire da questa crisi, alleviarne gli effetti. Dopodiché noi contiamo molto sul fatto che la politica, che come dicevo prima, ha avuto riflessi estremamente pesanti sulla situazione generale, sappia fare delle riforme della giustizia, riforme della burocrazia, sappia alleggerire i costi dello Stato, che sono stratosferici, sappia rendere più efficace ed efficiente questo paese che è fatto di gente capace, di gente creativa. Purtroppo però questo paese ha dato spazio, troppo spazio, come dire, non tanto a ladri di galline, ma qualcosa in più. E quindi è auspicabile che si ritorni ad un'etica, ad una morale, e in questo momento l'unica persona a cui posso ispirarmi come modus operandi penso che sia unica nel suo genere ed è Papa Francesco, che ha saputo dare non ricette ma con dei fatti concreti e con la coerenza una linea guida che la politica in primis dovrebbe seguire. Bene, ecco Presidente, il rapporto con il Comune di Pordenone, parliamo un attimo di questo, ultimamente si è un po' incrinato a partire da episodi quali il caro parcheggi, la TARES, la tassa sui rifiuti. E come pensate di confrontarvi con questa amministrazione civica? Ma lo spirito che ci ha sempre guidati è stato quello di collaborazione, indipendentemente dalla colorazione politica di chi guida questa amministrazione, così come con le altre amministrazioni comunali di tutta la provincia. Il problema sta, secondo me, nel fatto che chi è alla guida di questa amministrazione stenta ancora ad avere, come dire, chiaro il percorso che ha davanti a sé e soprattutto le soluzioni. Secondo me ci è peccato troppo di come dire, presunzione, ci si è rilassati su quello che era già stato fatto, non si è saputa fare prevenzione. Queste tensioni
che riguardano temi sicuramente importanti, pesanti, che anche altre amministrazioni hanno, perché la crisi c'è soprattutto per le amministrazioni comunali, queste tensioni potevano essere evitate. La prevenzione è la miglior cura in tutti i settori, per cui si sono poi trovate delle soluzioni, delle pezze da mettere a queste falle in una fase successiva. Per il futuro questo modus operandi va evitato, perché diversamente i cittadini, gli imprenditori, quando si troveranno domani a dover decidere il rinnovamento di questa amministrazione, avranno le idee molto chiare. Quindi noi diamo ancora una chance a questa amministrazione. Da parte nostra massima volontà di collaborare come sempre e di contribuire a far crescere questa città, questo capoluogo. Diversamente le conseguenze stanno già nelle cose. Bene. Ecco, nel 2014 in ballo c'è il progetto PISUS, Piano di Sviluppo Urbano Sostenibile. A che punto è la progettazione e quali i tempi di realizzo del progetto? La progettazione dovrebbe essere già a buon punto. L'unica cosa che blocca lo sviluppo del PISUS, non solo per Pordenone ma per tutte le città che hanno vinto questo bando, è il patto di stabilità. Quindi o si sblocca questo patto di stabilità, oppure il Presidente Letta è bene che si cuccia la bocca come gli immigrati clandestini che sono in Sicilia. Cioè è inutile dire che in questo Paese non si utilizzano i fondi strutturali, in molti casi è vero, e ha ragione il Presidente Letta a dire che è colpa delle regioni, che è colpa degli imprenditori, che è colpa anche delle associazioni, ma in altri casi il patto di stabilità è uno dei maggiori freni, e quindi meno parole, più fatti. Mettiamo nelle condizioni tutti di poter lavorare e di sentirsi in Europa. Manca sicuramente una cultura europea, manca una preparazione da parte di tutti. Noi associazioni abbiamo le nostre responsabilità, ma noi da tempo stiamo lavorando per ovviare a questo problema. Ecco, giustamente Presidente, lei ha citato l'Europa. Lei è anche incaricato per la Confcommercio nazionale di seguire appunto i progetti europei per il settore del commercio. Quali le prospettive per il nostro territorio e quello regionale, il Friuli Venezia Giulia? Allora, guardi, io, come giustamente diceva lei, ho la delega di rappresentanza a livello europeo della Confcommercio, che è senza, come dire, senza eccessive presunzioni, è la più grande organizzazione europea di rappresentanza del mondo del commercio, turismo e dei servizi. Noi stiamo lavorando per svolgere correzioni di sensibilizzazione in tutta Italia, e in particolar modo, visto che io rappresento un'associazione di questo territorio e ho delega anche a livello regionale su queste tematiche, stiamo lavorando di concerto con l'amministrazione per come dire, evitare che il futuro ci metta a condizione di perdere delle opportunità. Io ho già osservato e sottolineato all'assessore Peroni che perché ci siano maggiori certezze di successo è estremamente opportuno e necessario che la Regione abbia una politica coordinata in queste tematiche, che gli assessorati, i vari assessorati che avranno delle provvidenze sui temi di propria competenza agiscano nell'ambito di un progetto complessivo del territorio, perché come amo dire, questo è un mosaico composto da tante tessere. Se uno non sa come dire, posizionare queste tessere, il risultato sarà scoordinato, non sarà un risultato, come dire, univoco, non sarà il risultato che porterà ad un obiettivo comune
alla realizzazione di un progetto comune, ma a singoli risultati che rischiano di essere inefficaci e inefficienti, andando contro quello che è lo spirito comunitario, che parla di fondi strutturali, e quando si parla di fondi strutturali vuol dire che questi devono creare i presupposti per la crescita in modo strutturale. Rischiano di essere operazioni lampo, mirate all'utilizzo di alcuni fondi, ma senza incidere pesantemente sull'economia del territorio, tenendo conto che di questi fondi ce ne saranno sempre meno e il rischio è che ce ne siano molto meno di quelli che erano stati previsti. Cioè si parla di circa 440 milioni contro 1 miliardo che fino a poco tempo fa si pensava di poter portare a casa. Quindi io la prima cosa che spero è che questa regione si sappia battere per migliorare le provvidenze, e secondo che abbia la capacità di coordinare correttamente il ruolo non solo degli assessorati ma anche degli stakeholder. Serve una regia unica, oggi la regione non ce l'ha.